Nel centenario dello sfondamento di Caporetto, che portò il fronte della Grande Guerra da Lisonzo al Piave, al Teatro Metropolitano Astra di San Donà di Piave si è tenuta una lezione di storia che ha visto protagonista il professor Alessandro Barbero, docente, divulgatore e volto noto delle trasmissioni di Alberto e Piero Angela. Di fronte ad un teatro riempito fino all'ultimo posto, il professore ha toccato vari aspetti del più tragico capitolo della Prima Guerra Mondiale per l'esercito italiano. Ma l'unica cosa che è da rivedere è l'idea che i soldati italiani abbiano perso perché erano dei vigliacchi, e questo purtroppo nel mondo è ancora una leggenda diffusa e la colpa poi è nostra. E la colpa è di Cadorna, il comandante in capo, che 2 giorni dopo l'attacco nemico a Caporetto pubblica il famoso bollettino in cui dice che abbiamo perso perché i soldati vigliaccamente si arrendono senza combattere. E quello non era vero. Però è vero che il nostro esercito in quel momento aveva dei limiti, dei grossi problemi di gestione, di cultura anche. L'esercito è il paese. Di fronte a un esercito modernissimo come quello tedesco, espressione del paese più moderno del mondo, ecco, non c'era partita. I vertici militari rappresentavano il paese, anzi erano il meglio del paese, perché uomini come Cadorna, Capello, Badoglio, che poi sono stati accusati e si discute ancora adesso 100 anni dopo su di chi è la vera colpa di Caporetto, ecco, erano uomini di valore. Erano uomini che erano arrivati ai vertici della loro professione perché erano uomini notevoli, ma con tutti i difetti di un paese retorico, parolaio, un paese di avvocati e non di ingegneri, un paese dove appunto i generali emanavano circolari e non andavano sul terreno a vedere se erano state eseguite, e poi i risultati sono quelli che si sono visti. E quindi dopo Caporetto cosa cambia dal punto di vista strategico? Beh, dopo Caporetto la cosa principale che cambia è che adesso i nostri soldati, dopo la batosta, lo shock di Caporetto, si trovano a difendere il paese. Prima noi stavamo attaccando, eravamo in paese nemico, in mezzo agli sloveni che non ci volevano. Adesso invece si sa che il nemico ha conquistato un pezzo d'Italia e vorrebbe conquistare anche il resto. Lì i nostri soldati, che pure continuano a essere mal comandati, relativamente male armati, insomma con tanti problemi, però la voglia di combattere un po' la ritrovano. Ecco, la ritirata di Caporetto da Caporetto al Piave è un momento veramente incredibile della storia italiana, in cui 1 milione di uomini se ne va dal fronte senza più ubbidire agli ufficiali, saccheggiando i magazzini, saccheggiando i negozi, e con la sensazione che la guerra è finita e chi se ne frega se i tedeschi vanno a Milano e vanno a Roma. Quella è una cosa tutta da studiare della storia italiana, dove veramente viene fuori la pancia dell'Italia. Poi passato il tagliamento e soprattutto passato il Piave, è come se si svegliassero da una specie di sogno, mezzo incubo e mezzo sogno, e ricominciano a fare quello che gli hanno insegnato a fare, cioè ubbidire ai loro ufficiali, difendere le loro trincee, combattere.